appassionati di calcio, ben ritrovati allo stadio Seneto di Agrigento. Oggi si gioca l'ultimo capitolo della saga di questo mese di dicembre, ma anche novembre inoltrato, tra Agragas e Don Carlo Misilmeri. In palio c'è l'accesso alla finale di Coppa Italia d'Eccellenza. Intanto la palla giocata in verticale per Semenzin, posizione regolare Semenzin, un occhio in mezzo, la chiusura di Colombatti in calcio d'angolo. Cercare Lucera, anticipato però da Garuffo. Semenzin, ingresso in area, la palla messa al centro, Vitelli, il controllo, si gira, poi c'è lo scarico per Mansur, dell'Agragas dopo 5 minuti e mezzo, un gol Mansur al termine dell'azione manovrata da destra e dunque passa a condurre. Battuta lunga di Garuffo a cercare Mansur, Mansur controlla, arriva per primo Lonicolo, contrastato però da Vitelli. Vitelli al tiro e Marino la mette in calcio d'angolo, ci ha provato da fuori Vitelli. Calcio di punizione per l'Agragas, Semenzin scatta, posizione regolare per il numero 7 che scarica indietro da loro, in mezzo Mansur! Ancora Mansur in gol. La giocata in verticale che premia ancora Mansur. Lucera prova a passare in mezzo a due, Lucera serie di finte, va sul fondo, il cross, secondo palo con Cialdi di testa, respinto da Mannina, calcio d'angolo. Battuto l'angolo con Fricano che mette al centro, Manfredi rovesciata alla alta, buon tentativo qui di Vincenzo Manfredi. Il 10 la gira su Garuffo che apre per Semenzin. Vitelli riesce a prendere il tempo a Colombatti, poi mette in mezzo e subito Bonanno ci prova con la palla che però si perde fuori. Ad Andro arriva l'ammonizione anche per Lonicolo, dall'altra parte ammoniti Baio che è già uscito e Cipolla. Qui Vitelli si gira, calcia! Il gol del 3-0, il gol Vitelli battuto Marino. Dei giochi Mannina prova a passare su Fricano, la palla è in campo e allora Bonanno per Vitelli che serve ancora a Bonanno, posizione regolare, Bonanno al centro, diventa un tiro, respinge Marino, palla in calcio d'angolo, la gira su Secan, il fallo di Brunetti, giallo. Qui una rissa e c'è il rosso per Colombatti. Cerniglia, Giuliano con la scivolata su Locascio, cerca la porta col sinistro, palla alta e Lezzai con il pallone tra le mani. Il direttore di gara che pone fine alla partita, dice 3-0 per l'Agragas. Doppietta di Mansur